Quanta gente viene da voi a chiedervi aiuto? Tantissimi, perché chiaramente al di là di quello che è stato l'intervento della borsa, della spesa, che è stato quello del Ministero, la necessità più importante è quella del contributo affitto. Dopo l'emergenza alimentare, tra gli effetti economicamente devastanti del contagio, anche nella Marca si può parlare di emergenza abitativa. In costante aumento le situazioni di morosità, alle quali vanno ad aggiungersi le rate dei mutui non pagate. Adesso dobbiamo capire quanti dal libero mercato usciranno, perché non riusciranno più a pagare il canone medio del libero mercato a 400-500 euro, e quanti di quelli che hanno ad esempio un mutuo che non potranno più pagare il mutuo. Quindi bisognerà capire un attimo quest'autunno quanto ha inciso il Covid su queste due fasce di famiglie. La questione è sempre la stessa: prima del Covid comunque soddisfavamo circa un terzo della domanda, c'è da capire adesso in questi 3-4 mesi quanto il Covid vada a incidere. A mio avviso arriveremo a un quarto. Quindi da un già povero 30% di richieste evase si è scesi ad un 25%, vale a dire una evasa ogni 4 presentate. Una situazione portata all'esame del prefetto perché possa sollecitare da Roma un sostegno economico in particolare a favore di ristrutturazioni di edilizia residenziale pubblica. Segnaleremo al centro, sperando che nell'ambito di quei provvedimenti che sono stati varati venga anche finanziato questo fondo che consentirebbe all'Ater, in generale insomma, queste aziende che si occupano di edilizia convenzionata o popolare, di riattare il patrimonio, perché ci sono moltissimi appartamenti sfitti che non possono essere dati in affitto perché hanno impianti vetusti, quindi sarebbero fuori norma. Ecco. Quindi diciamo potrebbero arrivare soldi da Roma per fare queste manutenzioni essenziali per dare una risposta a chi rimarrà senza casa. Mi diceva il Presidente che il titolo c'è in tanti decreti, ma ancora non ci sono i soldi, quindi bisogna spingere su questo, evidenziando che già è una provincia ricca, diciamo, e comunque con una scarsa problematicità dal punto di vista abitativo, come Treviso c'è questo più di dolore, voglio immaginare cosa ci può essere in altri contesti.